Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Padania Libera. Sono Maria Piera Pastore, ci ritroviamo dopo un pochino di mia assenza, ma oggi parliamo di una cosa molto importante. Sapete che l'Ufficio Legislativo Enti Locali della Lega Nord, qui in Segreteria Federale, ha curato la predisposizione dei quesiti referendari e che proprio i referendum costituiscono una delle grandi iniziative che la Lega ha in questo momento, e quindi parliamo un po' di referendum, ma anche dei problemi tecnici legati al referendum con Morena Fassini. Ciao Morena. Ciao Piera e buongiorno a tutti gli radioascoltatori. Ecco, vi ricordo il numero di telefono che è 0266203529. Perché parliamo di referendum? Parliamo di referendum anche perché proprio il nostro ufficio è preposto a rispondere all'ormai famosissimo numero 0266234234 e stiamo ricevendo circa 500 telefonate al giorno. Quindi vogliamo anche chiarire, magari rispondere via radio alle domande che ci fanno più frequentemente, così la gente non ha bisogno di chiamare, ma sa già come comportarsi. Posso dirvi che da quando è partito questo famosissimo ormai numero di telefono, quindi in 3 mesi noi abbiamo ricevuto più di 11.400 telefonate, quindi insomma è gettonato, gettonato. Gettonato, devo dire, tutta gente simpatica, gentile, che ci fa segnalazioni anche importanti, però appunto magari se ne parliamo in radio riusciamo anche a dirimere certi dubbi. Certo. E un'altra informazione: oltre a questo famosissimo numero, gli ascoltatori che desiderano ancora andare a firmare il referendum oppure cercano i gazebo della Lega Nord, sempre per lo stesso motivo, possono anche rivolgersi alle proprie segreterie nazionali. Anche qui il numero, se non l'avete, potete trovarlo sul sito della Lega Nord. Esatto. Oppure potete contattare la segreteria provinciale o la sezione Lega Nord più vicina, che vi saprà dire come e dove e quando e a che ora potete andare a firmare. Anzi, loro sono aggiornatissimi perché li organizzano proprio loro, quindi ecco. Quindi è così. Allora, una prima informazione: fino a quando si possono firmare i referendum nei comuni? Morena. Ecco, allora, il 3 giugno. Non ci sono altre date, tipo il 17 maggio, 27, 30 maggio, no, tutti i comuni chiudono il 3 giugno e solo i comuni. Esatto, perché dal federale è partita questa richiesta ai comuni il 3 giugno di chiudere la raccolta firme, di allegare ai moduli i certificati elettorali e di inviarceli. Perché il 3 giugno? Perché quando arrivano i moduli presso la segreteria federale noi abbiamo anche il compito di controllare che ci siano tutte le firme, i timbri, i certificati, e predisporre quindi tutte le scatole per la consegna presso la Corte di Cassazione. Abbiamo quindi bisogno di un pochino di tempo, quindi ripetiamolo, tutti gli ascoltatori possono andare a firmare presso i loro comuni fino al 3 giugno compreso. Esatto. Questa è la prima informazione. Però Morena, ci sono anche ascoltatori che ci chiamano e lamentano che non ci sono più moduli o che i comuni hanno già chiuso la raccolta. Ecco, allora niente, a questo punto noi cosa facciamo? Una volta che raccogliamo queste segnalazioni, contattiamo il comune e chiediamo la gentilezza di scaricare i moduli direttamente dal nostro sito. In questo modo, ecco, hanno la possibilità di vidimarli immediatamente e quindi di metterli subito a disposizione dell'utenza che va lì a firmare, ecco, proprio perché ormai anche la tempistica, siamo in scadenza, non riusciamo a spedire il cartaceo e quindi chiediamo questo favore. Ecco perché finora il cartaceo innanzitutto l'abbiamo mandato subito, poi l'abbiamo spedito via posta tutte le volte che ce l'hanno chiesto, ma appunto adesso i tempi sono strettissimi, quindi il modulo è scaricabile dal sito, i moduli tutti e 6, dal sito www.vieniafirmare.org. Un'altra precisazione, perché anche questa fa parte delle domande che spesso ci vengono poste: questa scadenza del 3 giugno per i comuni
riguarda i primi 5 quesiti referendari. Sì, esatto. Ma noi ne abbiamo anche un sesto. Sì, è un sesto che ha una scadenza diversa, che è l'11 di luglio, perché è stato presentato successivamente a quello dei 5, quindi abbiamo 2 scadenze importanti. Quella immediata ormai a giorni, che è quella dei 5, che è appunto il 3 giugno, mentre il sesto dei comuni, stiamo sempre parlando solo dei comuni, mentre il sesto modulo, che è quello dell'abrogazione, della cancellazione della norma che cancella il reato di immigrazione clandestina, in sostanza lo vogliamo rimettere, ecco, facciamo così, ecco, scade l'11 luglio presso i comuni. Perfetto. Quindi, le date sono queste. Ecco, poi altra preghiera, visto che stiamo parlando un po' a tutti, le nostre segreterie, quindi le sezioni, le segreterie provinciali, le segreterie nazionali, dovrebbero portare materialmente i moduli che hanno raccolto attraverso e compilato nei gazebo presso la segreteria federale. Questo ci consente di partire con un controllo puntuale di ciascun modulo. Ma abbiamo una telefonata. Pronto? Buona Padania a tutti, sono Claudio da Druento. Buona Padania, Claudio. Allora, io ho fatto come avete detto voi, anzi in realtà il comune mi ha chiamato, mi conoscono, non mi ha detto guarda che abbiamo finito i moduli, se ne hai. E io gliel'ho portati un paio di volte, poi stamattina non ne avevo più e gli ho detto di scaricarli, ma loro non potevano scaricarli perché avevano il computer protetto, no? Quindi li ho stampati io e gliel'ho portati, quindi chiunque può stamparli al limite e portarli giù al comune, perché tante volte nei comuni i computer non sono liberi, non possono scaricare quello che vogliono, no? E quindi lo può fare comunque una persona, un militante, e portarli materialmente lì. Ecco, guarda, ottimo suggerimento, ti facciamo i nostri complimenti perché ci hai risolto un problema. Grazie. Padania libera, Claudio, ma veramente questo è un suggerimento che tutti possono poi attuare. Tra l'altro, Piera, ricordiamo che quando si stampa, questo nostro Claudio l'avrà sicuramente fatto, ma mi rivolgo principalmente ai comuni, la stampa deve essere effettuata su un foglio A3. Ecco, non su un foglio A4 come tanti ci chiedono, è un foglio A3. Perché? Perché la legge dice che il foglio su cui vengono raccolte le firme delle sottoscrizioni deve essere di questo formato, non perché ce lo siamo inventati noi, ma lo dice proprio la legge che regola la richiesta di referendum. Ecco, tra l'altro per i 5 quesiti, quelli che sono in scadenza, il modulo è così fatto. Da una parte, quindi la pagina 1 e 4 hanno proprio la tabella, ok? Quindi sono 15 spazi, mentre l'interno è vuoto, ci sono dei quadrati, perché quando noi diamo gli originali, questi moduli sono fascicolati in 2 fascicoli, uno da 3 e uno da 2. Per far passare i dati anagrafici da un fascicolo all'altro, perché si può viene copiata esatto. Ecco, ma solo per i dati anagrafici, perché la firma è sempre in originale, ok? Quindi per la stampa di fatto c'è solo un fronte, non c'è un fronte retro. Esatto. Quindi ecco, questo è importante perché poi tanti comuni vedono solo il fronte, ci chiedono ma il retro, e il retro ci sono solo dei quadrati perché sostituiscono la carta per questi carbone. comuni, per questi primi 5 referendum c'è solo un fronte da stampare su A3 e come ci diceva Claudio, nel caso il comune abbia difficoltà tecniche, chiunque può stampare in A3 e portarlo al comune. Il comune poi procederà alla vidimazione e metterà il modulo a disposizione del pubblico. Ecco, diversamente per il sesto modulo, che ne parliamo fra poco, ok? Abbiamo un'altra telefonata, infatti. Pronto? Buongiorno, mi chiamo Anna. Senta, io avevo chiamato il numero preposto per il 6623, a me è sempre occupato. Perché signora abbiamo 4 persone che rispondono e senza tregua, ci perdoni. Senta, volevo sapere se domenica per esempio c'è qualche gazebo, io sto in zona Bovisa ma potrei anche spostarmi, se c'è qualche tra sabato e domenica qualche gazebo.
per raccogliere le firme? Allora, li stiamo organizzando. No, dunque, per questo fine ecco. settimana c'è anche di mezzo il 2 giugno il ponte, e usciamo pure da un fine settimana, quello scorso, di elezioni in cui sono seguiti i risultati elettorali, eccetera, eccetera. Quindi quello che ci sarà potrà essere visto è inserito sul sito www.vienafirmare.org. Qui dalla radio noi non riusciamo a dirle se ci sono gazebo su Milano. Non è escluso che si faranno prossimamente, proprio perché la raccolta nei comuni finisce il 3 giugno, ma sul territorio continua. Ma abbiamo una telefonata. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Volevo dire, il Veneto lo stiamo lasciando da solo, perché di Padova nessuno parla, nessuno va a mettere qualche cosa lì a parlare di Bitonci, e vogliamo perdere anche Padova? Non lo so. Poi volevo dire un'altra cosa, ma se Cota era nel giusto, è vero che gliene hanno fatti di tutti i colori, ma porca di una puttana, se aveva perso una battaglia, scusi, se aveva perso una battaglia poteva vincere la guerra, rimettersi almeno avremmo avuto sicuramente qualche punto di voto in più, perché le mie sorelle non sono andate a votare perché non c'era Cota. Va bene signora, dunque innanzitutto le parolacce non si dicono, tantomeno a Radio Padania, che è una radio seria. Per quanto riguarda Padova, noi stavamo parlando di referendum, non di elezioni amministrative. A Padova c'è un ballottaggio, in bocca al lupo al nostro candidato Massimo Bitonci, senz'altro da quei ballottaggi tutta la Lega si muoverà. Come ho finito di dire poco fa, arriviamo da qualche giorno veramente molto intenso. Per quanto riguarda Cota, io sono piemontese quindi non mi pronuncio, senz'altro ci saranno altre occasioni per vedere Cota candidato. Pronto? Abbiamo 2 telefonate. Pronto? No, pronto, buongiorno, telefono dalla provincia di Torino. Sì. Le volevo dire che stamattina sono stato ed ho trascinato con me ben 4 persone a votare il referendum. Gente che non è purtroppo ancora dalla nostra parte, ma sono venuti a votare e poco per volta vedremo di convertirli. Mi hanno fatto firmare, abbiamo firmato 7 moduli, è possibile? Ma veramente sono 6 nostri. Però allora, probabilmente ci saranno altri referendum depositati che non sono nostri. Però, vado a vedere di che cosa si tratta. Li ho guardati tutti, ma c'è qualcosa che mi... Allora, magari ricapitoliamo quali sono i nostri? Ma li conosco benissimo. Li conosco benissimo, io sono un assiduo frequentatore. Comunque sono contento che ho portato ben 4 persone di Forza Italia che adesso speriamo passino alla Lega. Poi sono molto contento che sono andati a prendere quei poveri bambini a spese dello Stato del Congo. Molto bene. Buongiorno. Grazie al nostro ascoltatore di Torino. Allora ripetiamo magari quali sono i nostri quesiti referendari, perché può essere che nei comuni ne siano stati depositati altri da parte di altri comitati. Allora noi abbiamo presentato questi primi 5 referendum che riguardano l'abolizione della riforma, la legge Fornero, l'abrogazione della legge Merlin, l'abrogazione della legge Mancino sui reati d'opinione, l'abrogazione di una norma che prevede che gli immigrati possano partecipare ai concorsi pubblici e l'abolizione delle prefetture. Per questi 5 referendum il termine per la raccolta firme nei comuni, e sottolineiamo nei comuni, è il 3 giugno. E poi c'è un altro quesito referendario per il quale possono essere raccolte le firme nei comuni sempre fino all'11 luglio, che riguarda l'abrogazione della norma che cancella il reato di immigrazione clandestina. Bene, passiamo alla prossima telefonata. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Quello della Fornero è doppio, l'ha fatto anche l'IDV. Ci hanno copiati? Rifiutatevi di firmare quello dell'IDV. Lo dico proprio perché è successo anche a me. Sono intervenuto anche un'altra volta questa settimana per radio, però ve lo devo dire.
È successa a me la stessa cosa identica nel mio comune, me l'hanno messo davanti, l'ho rimbalzato, mia madre l'ha firmata, l'ho rimandata giù a controfirmare il nostro della Lega. Ci stanno fregando la terra sotto i piedi, è l'ennesima dimostrazione di quanto l'idea brillante in Italia venga fatta dal gruppo meno votato, la Lega Nord. Gli altri chissà come mai vanno a fotocopia sui nostri che sono fondamentali per il quieto vivere in Italia e soprattutto in Padania. Buona Padania a tutti, scusate se mi intervenuto un'altra volta. No, anzi, la ringraziamo, grazie per l'informazione. Sì. E quindi, cari ascoltatori, l'iniziativa unica, vera e originale, la nostra, è andata a firmare i nostri Certo. e non quelli che ci copiano. Ecco, però ci ha dato prima un nostro ascoltatore uno spunto importante, perché effettivamente i nostri referendum sono trasversali, in tanti anche di altri partiti li stanno firmando, Meno male. perché sono di interesse di tutti e quindi per tutti, e quindi anche tanti, per esempio anche del PD, mi si diceva, e io rispondo anch'io chiaramente al numero amico, mi si dice che vanno a firmare, anche se purtroppo non seguono la nostra linea politica, però tutti vanno a firmare. Beh, teniamo presente che la Ecco. riforma Fornero è un disastro per l'umanità intera, certo. non solo per i leghisti. Certo. Ma Morena, ascolta, come sta andando la raccolta nei comuni? Perché Morena tiene un po' i rapporti con i comuni, sì, no? Esatto. Quindi è sempre al telefono dedicato ai comuni. Come sta andando la raccolta nei comuni del sud? Allora, benissimo, veramente stanno firmando in tanti, tanti nostri ascoltatori, comunque tante persone ci chiamano e ci chiedono se anche al sud si può firmare. Allora sì, nei comuni al sud, centro-sud, allora innanzitutto si può firmare in tutti i comuni, Perfetto. ok? Questo è il dato. Poi anche nel centro-sud, quindi basta che voi andiate nel vostro comune e troverete i nostri moduli. Adesso io non vi so dire l'ufficio, perché poi ogni comune ha il suo ufficio, c'è chi ce l'ha l'URP, c'è chi ce l'ha l'ufficio anagrafe, chi ha l'elettorale, quindi ognuno si organizza in un modo diverso. Ma devo dire che abbiamo veramente dei comuni, tanti comuni del sud, che ci chiedono tante volte i moduli, proprio perché c'è tanta gente che firma. Addirittura, Piera, ci sono dei comuni che ci chiamano e dicono: dunque, allora i moduli ce ne servono tanti, perché dunque noi innanzitutto firmiamo noi impiegati del comune, poi ci servono anche per l'utenza e quindi ci chiedono tantissimi moduli e ci stanno anche tornando. No, infatti hanno poi questa gentilezza, Sì. per cui ci chiamano, ci avvisano e soprattutto ci rispediscono i moduli compilati, veramente molto gentili. Quindi speriamo che anche loro possano, nel caso non abbiano i moduli, stampare questo famoso modulo e metterlo a disposizione del pubblico. E poi insomma c'è anche città magari come Napoli, come Roma, Palermo, no? sì, anche nelle sottoscrizioni, Bari, cioè scusa, nei decentramenti, perché chiaramente come sai grandi comuni, oltre ad avere il comune centrale, hanno anche tanti decentramenti e quindi firmano tantissimi. È veramente un piacere. Quando chiamano mi dicono: ma dateci moduli. Adesso chiaro non li possiamo più spedire per tempi tecnici, però li scaricano volentieri dal nostro sito, li stampano e li mettono alla firma. Ecco, così spannometricamente, a quanti comuni del sud hai rimandato moduli? Guarda, dall'inizio l'avrò mandato a circa 200-300, anche forse di più. Ecco. Perfetto. Passiamo, credo, all'ultima telefonata. Pronto? Salve, sono Walter della provincia di Cuneo. Buongiorno Walter. Salve, volevo proprio segnalare che giù in Valle Crosia e a Sanremo dei miei amici compagni mi hanno telefonato che sono senza moduli. Nei comuni hanno finito i moduli. Ecco, se magari può suggerire anche lei di stamparli autonomamente, perché non abbiamo il tempo materiale per farli arrivare, nel senso che oggi è giovedì, se anche li spediamo è domani, dopodiché il lunedì è festa, il 3 chiudiamo la raccolta firme e quindi non arrivano in tempo. No. Comunque grazie Walter per la segnalazione. Ecco, magari una preghiera che possiamo fare ai nostri ascoltatori è questo passaparola, nel senso che se non ci sono i moduli nei comuni e voi lo venite a sapere, se potete stamparli, stampateli e portateli nei comuni. A questo punto il comune deve solo vidimarre
il modulo, quindi mettere il timbro, la firma dell'ufficiale o del segretario comunale in alto a destra e poi metterli a disposizione del pubblico. Ecco, quindi niente, grazie veramente per tutta l'affluenza, anche per le telefonate, perché è vero che siamo tanti occupati al telefono, però vuol dire anche che c'è tanto interesse da parte di tutti ai nostri referendum, ecco, quindi grazie veramente. Poi devo dire che è un modo per, diciamo, fare due chiacchiere, nel senso che telefonano persone così gentili e così cortese, che poi, voglio dire, non ci si limita mai a dare la risposta, ma ci sono altre informazioni, ci sono altre precisazioni, quindi è un modo comunque per essere a contatto con la gente, che ci fa conoscere e che rende evidente che stiamo facendo un servizio, no? Sì, sì, ma anche i comuni stessi, devo dire, che con i quali io sono più in contatto, sono veramente molto disponibili, molto gentili e tante volte si fanno con i mezzi limitati che hanno a mettere a disposizione i nostri moduli e farli firmare, quindi veramente devo dire una buona risposta, sì, ecco. Bene, siamo in chiusura, quindi ricordiamo a tutti che per i primi 5 referendum solo nei comuni si chiude tutto martedì 3 giugno. La raccolta continua sul territorio nei gazebo della Lega Nord, che saranno organizzati. Anche per queste cose potete andare sul sito www.vienafirmare.org per capire dove, quando, in che orari potete trovare i gazebo. Ecco, selezionando gazebo, così li vedono tutti. Perfetto. Sì, perché mi sembra che ci sia un riepilogo complessivo, vero? Ecco, perfetto. Noi rimaniamo a disposizione. Se il 234 è occupato o comunque se siete vicini a una sezione Lega, un provinciale, eccetera, rivolgetevi pure a loro, rivolgetevi anche alle vostre segreterie nazionali per avere informazioni su dove trovare i gazebo. Quindi noi qui vi salutiamo, ci risentiamo presto. E mi raccomando, sono gli ultimi giorni, andate a firmare, dateci una mano. Grazie. Avete ascoltato Filo Diretto.